Buon lunedì, bentrovati. Appuntamento con il Focus dedicato allo sport. Ci occuperemo delle vicende che riguardano soprattutto il Catania, il Palermo e il Messina, chiaramente vicende di mercato, e cominciamo subito dalle novità che arrivano da casa Catania, perché come vedete Mimo Toscano è arrivato in città. Ne parliamo con Alessandro Vagliasindi. L'arrivo dunque del tecnico lascia presagire che da qui a qualche ora e nelle prossime ore ci sarà anche l'ufficialità per affidare la panchina del Catania proprio al tecnico Mimo Toscano. Buongiorno e ben trovato ad Alessandro Vagliasindi. Buongiorno Angelo, la fumata bianca tanto attesa è arrivata e il 17 giugno segna l'inizio di un nuovo corso tecnico targato Mimmo Toscano. Credo che l'accoppiata Faggiano-Toscano obiettivamente rappresenti quanto di meglio oggi possa offrire il panorama della Serie C, e quindi sono scelte che lasciano ben sperare, a cui dovrà adesso seguire la creazione di un organico adeguato alle ambizioni di questi due professionisti. Mimmo Toscano ha finalmente trovato la quadra con il Cesena per il tormentone in risoluzione che si trascinava da diversi giorni. Si stanno risolvendo le ultime questioni burocratiche per l'ufficialità del appunto passaggio al Catania di Mimmo Toscano e la presentazione alla stampa. Tutto insomma in divenire, nelle prossime ore ci potrebbe essere l'ufficialità e addirittura si parla di domani come possibile data della presentazione alla stampa del tecnico calabrese. Con il tecnico calabrese arrivano anche diversi collaboratori fidati di Toscano, parliamo del vice Napoli, del preparatore dei portieri Flavoni, del preparatore atletico Nocera e del team manager Marrazzo, ma Marrazzo è un uomo di fiducia di Faggiano. Dovrebbe far parte dello staff come collaboratore tecnico anche Leo Vanzetto. Per quanto riguarda le operazioni di mercato, premesso anche che Toscano firmerà un biennale con un'opzione per il terzo anno al raggiungimento di alcuni obiettivi. Parlando di calciomercato, Angelo, possiamo dire che sempre con Toscano da Cesena potrebbero arrivare diversi giocatori al Catania, quindi da Cesena a Catania al seguito dell'allenatore con cui hanno tagliato insieme il traguardo della promozione dalla C alla B nella stagione appena conclusasi. E i giocatori di riferimento che ci risultano essere nelle mire del Catania sono il difensore centrale Prestia, un classe 93, sempre titolare quest'anno col Cesena nella difesa a 3 della formazione romagnola, e poi i due quinti, quindi due cursori a tutta fascia, che sono Emanuele Adamo, un classe 98, cursore di destra, che ha messo a referto quest'anno la bellezza di 5 gol e 12 assist. Dall'altro lato del campo l'interesse è per Daniele Donnarumma, un classe 92, mancino, giocatore che ha militato anche in Serie B con il Cittadella, dopo essersi messo in luce in Serie C per diverse stagioni, quale uno dei migliori cursori di fascia sinistra della Serie C. Anche per Donnarumma uno score importante nella stagione appena conclusasi, con 4 gol e 8 assist. Quindi Toscano sta cercando ovviamente di porre le basi su un nucleo di giocatori che ben conosce e in ruoli importanti, quale può essere appunto il centrale difensivo e i due quinti, che nell'economia tattica del gioco di Toscano, che ha utilizzato l'anno scorso a Cesena un 3-4-1-2, ma che in carriera ha sempre viaggiato tra il 3-4-1-2 e il 3-5-2, chiaramente i due quinti rappresentano giocatori chiave proprio nello sviluppo delle due fasi. Catania, che oltre a questi nomi è sicuramente più che interessato all'attaccante artistico, sembra un'operazione più che ben avviata. Catania che aveva cercato di portare artistico a gennaio appunto ai piedi dell'Etna, ma il Francavilla non liberò il centravanti
che poi è retrocesso con la formazione pugliese a fine stagione, mentre su Capomaggio dobbiamo registrare l'inserimento nella trattativa da parte dell'Avellino. Catania che ha mosso per primo i passi per arrivare al centrocampista argentino. Faggiano si è mosso con largo anticipo, però l'inserimento dell'Avellino può creare un ostacolo al passaggio in rosso-azzurro di Capomaggio, perché ad Avellino c'è l'allenatore che ha valorizzato Capomaggio a Cerignola, cioè Michele Pazienza, e quindi forse in questo momento le percentuali di successo della trattativa sono più per l'Avellino che per il Catania. Ma è chiaro che è un Catania che è chiamato soprattutto a fare tante operazioni in uscita. Ci sono tanti esuberi, lo ha detto chiaramente anche il nuovo direttore sportivo Faggiano. Tra le voci che abbiamo raccolto nelle ultime ore ce n'è una per certi versi clamorosa, che riguarda il possibile passaggio di Mino Chiricò al Trapani. Il Trapani, che non ha mancato di sbandierare ambizioni insomma da alta classifica, pur essendo neopromossa, sembra essersi mosso su Mino Chiricò, ed è una situazione in evoluzione che potrebbe anche avere un felice epilogo. Alessandro, ti chiedevo proprio ti chiedevo del fatto che quella che stiamo descrivendo, che stai descrivendo, è l'ennesima rivoluzione. Ne abbiamo accennato a questo fatto già nelle settimane precedenti. Si tratterebbe nel giro di 6 mesi di una la terza rivoluzione. Ecco, esatto, uno stravolgimento, perché chiaramente il dettato tattico, l'arrivo di Toscano necessita chiaramente di inserimento di pedine di giocatori funzionali a quello che è il progetto anche tecnico e tattico. Tutto questo ci porta a credere ad un nuovo importante investimento da parte della proprietà del Catania per ridisegnare la squadra per la prossima stagione. Assolutamente, Angelo, sarà un budget da elite della Serie C. Non che l'ultimo budget sia stato di poco conto, perché comunque il Catania alla fine della fiera, nel corso della scorsa stagione, ha messo a budget 9 milioni di euro. Io credo che il budget per la stagione che sta per iniziare sarà addirittura superiore a questo, ma è inevitabile. Se tu scegli Faggiano, se scegli Toscano, è chiaro che devi poi mettere in piedi un organico massimamente competitivo, e per avere profili d'eccellenza in Serie C è chiaro che bisogna mettere mani al portafogli. Ma sarà ancora più importante, Angelo, tutto quello che riguarda l'uscita, le operazioni in uscita del Catania, perché è chiaro che, come dicevi giustamente tu, questa sarà la terza rivoluzione, ma quello che possiamo dire con certezza è che il fallimento più grosso riguarda il mercato di gennaio, perché se andiamo a vedere poi tra i giocatori in odore di conferma, la maggior parte sono i giocatori arrivati alla scorsa estate, o che già erano in organico, come per esempio Betters, mentre nel mercato di gennaio resterà davvero poco. Credo Cianci, probabilmente anche Monaco, piuttosto che Welbeck e Peralta, ma per il resto credo che il Catania dismetterà molti dei ipotizzati rinforzi di gennaio, che poi rinforzi non sono stati. Alessandro, non possiamo non parlare, visto che ormai manca un mese alla partenza della nuova stagione, perché si comincia di fatto con il ritiro. Abbiamo già accennato al mercato, i tempi sono piuttosto stretti per poi concretizzare quanto tu ci stai in qualche modo descrivendo e anticipando per certe operazioni, perché poi la squadra dovrà essere pronta per lavorare agli ordini di Toscano ad Assisi a partire dal primo giorno. Ma io credo, Angelo, che anche in questi giorni in cui tra virgolette tardava l'ufficialità dell'arrivo di Toscano a Catania, dirigenza e allenatore abbiano comunque lavorato a 6 mani, e quindi tante operazioni che magari sono già state imbastite nelle scorse settimane andranno a conclusione a breve scadenza.
e non credo che siano soltanto quei 3 giocatori di cui parlavo prima in forza al Cesena gli unici giocatori che hanno vestito la scorsa stagione il bianconero ad approdare a Catania. Quindi aspettiamoci comunque delle scelte ben precise con uomini di comprovate esperienze e rendimento in Serie C, ma soprattutto uomini di gradimento di Toscano che sa cosa possono dare al Catania qualora appunto arrivassero a vestire il rosso-azzurro. Alessandro, prima di chiudere, prima di darci appuntamento alla prossima settimana per il nostro focus del lunedì dedicato per l'appunto al calcio siciliano, Catania si trasferisce, va ad Assisi e quindi lavorerà lontano da casa, diciamo così, cosa che non ha fatto negli ultimi anni. Ormai è un periodo piuttosto lungo, è una novità anche questa, è una, come dire... Giusto così, Angelo. Sì, si sta ridisegnando anche un nuovo modus operandi, non solo da un punto di vista tecnico e tattico, non solo da un punto di vista dirigenziale, ma anche nei comportamenti e in quelle che sono le abitudini del club. È un riconoscimento di errori, no, Angelo? Evidentemente una stagione come quella appena conclusa, così travagliata, così irta di difficoltà, ha lasciato in eredità degli errori sui quali insomma il Catania ha inteso rimediare. E a proposito di Assisi, assolutamente d'accordo sulla opportunità di svolgere il ritiro lontano da Catania, ma non solo per una questione, diciamo, di logistica, di immagine, ma soprattutto per la possibilità di fare amichevoli allenanti, cosa che il Catania l'anno scorso praticamente non ha potuto fare perché, essendo a Zafferana, era fuori, tra virgolette, dal circuito delle amichevoli che contano. E non c'è di più importante di test allenanti nel corso di una preparazione estiva, perché comunque ti dà subito l'immediatezza di quello che sta andando bene, di quello che magari è da correggere, e questo lo puoi fare soltanto in presenza di test di una certa rilevanza, di un certo coefficiente di difficoltà. Quindi saluto con assoluto favore la decisione di svolgere il ritiro lontano da Catania, per tutte le considerazioni che ho appena fatto. Benissimo, grazie allora Alessandro, noi ci ritroviamo lunedì prossimo in questa finestra informativa dedicata a tutto lo sport, al calcio in particolare, con il Focus Sport per l'appunto del lunedì. Ci fermiamo adesso. Grazie, buona settimana, chiaramente ci sentiremo nel corso dei prossimi giorni per aggiornarci su quanto accade in casa a Catania. I colloqui sono sempre molto intensi e stretti. Adesso però ci fermiamo perché stiamo per attivare i collegamenti con Palermo e con Messina fra pochissimo. Marco Gulà e Sergio Colosi. Eccoci, siamo di nuovo insieme e adesso, come anticipato, apriamo il primo dei collegamenti previsti in questo secondo segmento di trasmissione. Andiamo a Palermo con Marco Gulà, fra poco attiveremo anche il collegamento con Sergio Colosi a Messina. Allora Marco, il tema, mi pare di capire, in casa Palermo è il futuro di Brunori. Molto dipende diciamo dalle sorti della eventuale cessione, che pare certa comunque, di Brunori per il campionato, per il massimo campionato, anche il mercato del Palermo, anche in attacco, in considerazione che chiaramente la cessione del capitano, dell'attaccante, porterà ad altri investimenti per il reparto offensivo. Intanto vengo da te e ci racconti quali sono le ultime novità. Sì, Angelo, buon pomeriggio a tutti. E il titolo, tra l'altro, insomma, che abbiamo scelto è assolutamente eloquente per il momento che in questo momento sta attraversando il Palermo. Tutti vogliono appunto Brunori, tutti vogliono il capitano del Palermo, che con le sue dichiarazioni di qualche settimana fa
ha aperto ovviamente a questa accessione. Ci sono vari club che in teoria hanno strizzato, stanno flirtando con Brunori, ce ne sono alcuni di Serie A come il Lecce, l'Empoli, il Genoa, certo non club di prima fascia, e poi c'è anche qualcuno in Serie B, club comunque importanti, ad esempio come il Sassuolo, che ha bisogno di un attaccante per ritornare in Serie A e avrebbe individuato Brunori proprio per avere un attaccante appunto di razza, uno che conosce la categoria, uno che insomma i gol li fa, li ha fatti a Palermo, li può fare sicuramente anche in altre piazze. C'è un piccolo problema però, che probabilmente molte società non hanno ancora capito. City Group ha fatto un investimento importante su Brunori e non vuole vendere, o meglio non vuole regalare certamente il suo capitano, quindi Brunori sì, può partire, però la cifra che il Palermo chiede non va al di sotto dei 10 milioni di euro. Sappiamo benissimo che per le casse e soprattutto per il momento storico, economico che molti club anche di Serie A stanno attraversando, investire 10 milioni di euro per un calciatore diviene molto duro. Quindi è probabile che a questo punto non ci sia un'asta per l'attaccante, tutti lo vogliono, ma in molti insomma non possono sborsare quella cifra. È probabile che se davvero un club può prendere Brunori, in questo momento mi sbilancio e ti dico che c'è il Sassuolo, che comunque il Sassuolo alla fine ha sempre avuto un bilancio importante, un bilancio sempre attivo, non è mandato sotto, ma soprattutto il Sassuolo può approfittare del paracadute che verrà assegnato tra virgolette dopo la retrocessione in Serie B, circa 25 milioni di euro, quindi Sassuolo ha soldi da spendere, può spendere eventualmente quei soldi e il Palermo accontentare in questo caso Brunori. Qualora non ci siano questi dettagli legati ovviamente all'affare, tutto potrebbe saltare, Brunori quindi rimanere a Palermo con un forte mal di pancia, perché ha anche litigato virtualmente insomma con la piazza, e soprattutto probabilmente insomma giocherebbe anche non con le intenzioni, con la determinazione, con le ambizioni magari che aveva negli anni addietro. Staremo a vedere. Fatto sta che comunque al momento il frame della situazione legata a Brunori è proprio questo. Marco, tu ci hai parlato di una possibile cessione che è quella di Brunori, che è l'oggetto dei desideri delle altre squadre, ma chiaramente il Palermo si guarda intorno, perché se dovesse perdere il suo capitano, dovesse perdere il suo attaccante, necessariamente si troverebbe costretto a tornare sul mercato e ad acquistare un attaccante altrettanto valido, perché chiaramente il prossimo campionato serve anche per consolidare quelle che sono le ambizioni, che erano le ambizioni anche di quest'anno, cioè la promozione. Certo Angelo, assolutamente, il Palermo ormai l'ha dichiarato, tra l'altro Gardini nella sua video intervista preconfezionata al sito ufficiale è stato abbastanza chiaro e determinato, ha detto dobbiamo andare, il Palermo vuole la Serie A. Ovvio che non stiamo assolutamente dicendo che il City Group non ha investito sul Palermo, forse ha investito male, forse ha investito nei uomini sbagliati, chissà se adesso Dionisi e De Santis saranno le chiavi sicuramente di accesso verso altri scenari. Tifosi del Palermo questo se lo augurano, ovvio che però devono investire su giocatori che abbiano un certo curriculum. Allora se dovesse andare via Brunori devi prendere un attaccante di qualità. I nomi che girano comunque sono dei nomi importanti, si è parlato di Lapadula del Cagliari che però vorrebbe restare in Serie A, si è parlato anche di De Frel, giocatore che è un po' più defilato, non sarebbe insomma il profilo chiesto poi da Dionisi, e si è parlato anche di Massimo Coda, bomber di razza della Serie B, della Cremonese, giocatore che conosce il nella cadetteria e potrebbe certamente rappresentare un'ottima alternativa a una cessione di Brunori. I nomi che girano sono nomi importanti, adesso però bisogna che il Palermo concretizzi, perché quella che è appena iniziata è una settimana abbastanza calda, non soltanto dal punto di vista meteorologico ma anche dal punto di vista di tante trattative che il club deve definire, perché fra un po' i rosanero andranno in ritiro e Dionisi vuole già le pedine più importanti proprio in ritiro. E allora immaginiamo che si lavorerà sia sul centrocampo e anche per la difesa, perché l'ossatura di una squadra parte proprio dal portiere, ci mettiamo i centrali difensivi, ci mettiamo un centrocampista centrale e l'attaccante principe. Abbiamo capito chi può essere un obiettivo d'attacco, ma ci sono anche obiettivi in difesa e in mezzo al campo.
È il nome che piace per il centrocampo, Angelo, ottimo assist, come quelli che magari potrebbe fare anche chi sto per nominare, Mazzitelli, un giocatore che piace molto per il centrocampo. Frosinone ha giocato un'ottima stagione nonostante la retrocessione, piace a tanti club Mazzitelli, però è il calciatore che interessa soprattutto a Dionisi. Palermo ha già strappato, vediamo questa anticipazione, Palermo ha già strappato il sì del giocatore, ha parlato in questi giorni proprio con Mazzitelli ha detto sì al progetto, sì al Palermo, adesso bisognerà trovare l'accordo invece con il club che detiene il cartellino, appunto il Frosinone. E poi per la difesa andrà via Aurelio, giocatore che non ha convinto tantissimo, piace Cacace dell'Empoli, però attenzione, al momento è soltanto una suggestione. Altra notizia, andrà via Piacelli, portiere che non ha convinto, ha fatto tanti errori, non è stato all'altezza della situazione. Palermo quindi non punterà ancora su Piacelli, in realtà ha già Desplanche che è un ottimo under 21, però ha vestito ovviamente la maglia dell'under 21, però serve un'altra alternativa e si pensa a Calligara dell'Ascoli. Bene, queste sono tutte notizie importanti. Nel frattempo perfezioniamo il collegamento anche con Sergio Colosi da Messina. Prima di chiudere ci dai qualche indicazione circa il ritiro della formazione di Dionisi? Sì, metà luglio Livigno, insomma una località importante per questa ripartenza del Palermo, lo dicevo anche poc'anzi. Dionisi ha chiesto dei giocatori big, diciamo, definiamoli così, passami un po' il termine, e quindi dei top player della categoria già proprio per il ritiro, proprio perché vuole iniziare a lavorare sull'assetto, vuole iniziare a lavorare sul telaio, non vuole che i giocatori più importanti vengano presi poi dopo. Certo, poi dipende dalle strategie, dalle logiche, dalle strade del calciomercato, però intanto ha chiesto proprio a De Santis e a Bigon questo: datemi i giocatori più importanti già prima all'avvio proprio del ritiro, perché voglio lavorare sull'ossatura integrale della squadra e soprattutto voglio che vengano presi subito i giocatori più importanti. E allora come dicevo poc'anzi, quella che è iniziata è una settimana molto molto cruciale su tanti aspetti. Soprattutto Dionisi si chiede una cosa: avremo o no Brunori? Lo abbiamo detto a inizio collegamento, c'è un grosso punto interrogativo, e soprattutto ha chiesto a De Santis: se va via Brunori, diciamo la cessione ratifichiamola nel minor tempo possibile, perché poi dobbiamo subito prendere un attaccante che lo possa degnamente sostituire. Grazie allora Marco, buon lavoro chiaramente per le vicende di Palermo. Ci hai detto che sarà una settimana complicata, impegnativa, e allora ci aspettiamo chiaramente che già a breve possano arrivare le prime indicazioni, le prime novità in Casa Palermo, che ha già provveduto chiaramente a ingaggiare sia l'allenatore che il direttore sportivo. Andiamo adesso invece a Messina, dove in realtà la scorsa settimana, sul finire della scorsa settimana, c'è stata una fumata bianca. Ho visto Sergio Colosi, l'ho intravisto. Buon pomeriggio Sergio, finalmente ciao Angelo, buon pomeriggio. Insomma, si è ricomposto, diciamo, l'argomento allenatore, c'è la continuità tecnica, resta Modica, ma non è, diciamo, è soltanto un tassello, perché bisogna costruire tantissimo attorno a Modica a partire dal direttore sportivo. È un aspetto importante quello che è stato risolto, cioè la conferma di Giacomo Modica, che conosce benissimo l'ambiente, la società, è stato il protagonista principale della salvezza nello scorso campionato, per cui diventa un aspetto fondamentale, tenuto conto che però poi tutto si è sviluppato in poche ore, perché giovedì scorso c'era stata la convocazione di Modica alla stampa perché aveva rotto il dialogo con il presidente Sciotto. Poi invece nel giro di pochissime ore tutto è stato ricomposto, anche attraverso il ruolo di Saverio Provenzano, che è designato direttore generale o consulente generale del Messina Calcio, e per cui Modi poi è tornato sui suoi passi e la conferenza stampa d'addio si è trasformata in conferenza stampa di conferma per altri 2 anni del suo ruolo di tecnico
sulla panchina del Messina. Modica ovviamente entusiasta, era quello che voleva, non si è visto il presidente sciolto, manca ancora il comunicato stampa ufficiale, però ormai sotto questo profilo siamo certi e convinti che non accadrà nulla di particolare. Messina che muove sempre con grande lentezza, come è abituato a fare con il suo presidente sciolto, che tra l'altro in questi giorni dovrà subire un intervento chirurgico e mancherà per un po' di tempo, però potrebbe delegare in qualche operazione fondamentale, anche se poi la delega non è qualcosa che lui ama parecchio fare, però certamente c'è necessità di una figura che possa guidare il club, individuata in Saverio Provenzano, che al più presto potrebbe firmare questo contratto con il Messina. E poi si dovrà pensare al direttore sportivo, perché Domenico Roma andrà al Foggia. Nelle ultime ore si è inserita anche la Casertana, però è piaciuto questo profilo di un direttore sportivo new entry nel mercato di Serie C, però un direttore sportivo che studia tantissimo, segue molto le partite, si documenta tanto, e soprattutto l'anno scorso ha avuto la capacità di portare alcuni giocatori importanti nel Messina, tra cui Frisenna, ma anche altri elementi che hanno fatto bene. Questo non è passato inosservato a club che hanno più quattrini da spendere rispetto al Messina. Foggia in testa, che lo ha scelto, si è fatto viva la Casertana, ma ormai, come detto, c'è l'accordo con il club pugliese. Messina che deve sostituirlo, le ipotesi sono da Gatino Chiavaro, che ha un passato di giocatore nel Messina ed è ex Acireale, a Umberto Calaiò, il fratello dell'ex attaccante del Messina, che nelle vesti di procuratore ha avuto a che fare appunto con il club giallorosso, e potrebbe essere lui a ricoprire questo ruolo, con comunque Giacomo Modica sempre nelle vesti di team manager, allenatore, insomma ricopre anche questo ruolo di scelta dei calciatori, visto anche come sono andate bene le cose nello scorso campionato, in cui ha collaborato con Domenico Roma, che però non ci sarà più. Per quanto riguarda gli altri aspetti, tutto da definire. Il ritiro dovrebbe essere in Calabria, ma ancora non ci sono le certezze. Rimangono sempre 5 giocatori in organico, ma sono arrivate richieste sia per Salvo, Frisenna e Mausso, dovrà valutarle la società, e poi c'è tutto un organico da comporre. Però il punto fermo dopo la firma del contratto di Modica rimane Fumagalli in porta, e poi anche le conferme di Lia e di Ortisi, che già appartengono all'organico giallorosso, anche se poi si sono svincolati concluso il campionato. Insomma, ci hai tracciato, ci hai fatto la situazione a 360 gradi in casa Messina. Allora ci fermiamo qui anche con te, pronto ad aggiornarci su eventuali novità nel corso, già nelle prossime ore, nel corso dei nostri telegiornali. L'appuntamento con il Focus sportivo è a lunedì prossimo. Grazie a tutti voi, ringraziamento anche a Sergio Colosi da Messina. Buon pomeriggio, Angelo. Grazie ancora. Noi ci ritroviamo per questo appuntamento la prossima settimana, e chiaramente vi lascio ai programmi della rete.